Una valigia è pronta, una macchina della scorta lo aspetta. Dopo una vita di fughe, finalmente può tornare a casa, ma non arriverà mai. Il cuore si ferma prima. Graziano Mesina muore lontano dalla Sardegna, lontano dall'odore della macchia, lontano dal suo Supramonte. Una fine silenziosa per l'ultimo bandito. Io sono Michela Mancini e ora vi racconterò la storia di Graziano Mesina, l'ultimo viaggio senza ritorno. Milano, 12 aprile 2025. Graziano Mesina muore nel reparto detenuti dell'ospedale San Paolo. Aveva 83 anni. Era stato scarcerato appena 24 ore prima, troppo tardi per rientrare in Sardegna. Doveva morire a casa sua, ma non ce l'ha fatta. La primula rossa del Supramonte se ne va, senza rocambolesche evasioni, senza latitanze, senza l'odore del lentisco sotto il naso, solo un letto d'ospedale, solo il silenzio. È una storia che finisce così. Orgosolo, 1942. In mezzo alla Barbagia, tra pietre, fucili e silenzi, nasce Graziano, figlio di un pastore, penultimo di 11 fratelli. Il pane è poco, la scuola è un lusso. A 14 anni, il primo arresto, un fucile rubato, ma la vera discesa comincia nel 1962. Il fratello maggiore viene ucciso, umiliato nel corpo. Mesina non perdona, entra in un bar, impugna un mitra, spara, uccide l'uomo sbagliato, viene arrestato, ma il mito è appena cominciato. Barbagia 1967. Graziano è in fuga. Con lui c'è Miguel Atienza, ex legionario spagnolo. Si conoscono in carcere e vadono insieme. Diventano fratelli, ma la latitanza dura poco. A Osposida, durante uno scontro a fuoco, Atienza viene colpito, muore dissanguato. Mesina chiama un medico, prova a salvarlo, inutilmente. Poi scappa, ancora una volta. Porto Cervo, 1992. Un bambino viene rapito. Si chiama Farouk Kassam. Ha solo 7 anni. Viene tenuto prigioniero per 177 giorni, sedato, affamato. I rapitori inviano un messaggio, un orecchio mozzato, il suo. È il sequestro più crudele della storia sarda. Mesina non è tra i rapitori, ma fa da mediatore. Farouk viene liberato e nel 2004 lo Stato gli concede la grazia, ma la tregua dura poco. Mesina promette redenzione, lavora come guida turistica, frequenta scuole, dà interviste, poi ricade. Nel 2013 viene arrestato per traffico internazionale di droga. Niente più sequestri. Ora è cocaina, contatti con l''ndrangheta, logistica criminale. Nel 2020 la condanna a 30 anni e ancora una volta fugge. Lo trovano a Desulo nel 2021. È vecchio, è malato. Una pistola sul comodino, ma neanche la forza di usarla. Finisce nel carcere di Opera a Milano. Nessuna fuga questa volta. Solo un corpo che cede giorno dopo giorno. Nel 2024 i medici confermano tumore, fase terminale. Gli avvocati chiedono che possa tornare a casa a morire. Lo Stato dice no, è ancora pericoloso. Aprile 2025. Finalmente arriva il via libera. Il viaggio è fissato. La macchina della scorta è pronta. I parenti lo aspettano, ma il cuore si ferma prima. Graziano Mesina muore a Milano il 12 aprile, lontano dalla Barbagia, lontano dalla sua terra. Non muore da bandito, non da latitante, nemmeno da uomo libero. Muore da solo, in un letto d'ospedale, con una valigia mai aperta. Questa era la storia di Graziano Mesina, l'uomo che fuggì sempre, ma che dalla morte non è riuscito a scappare.